della sezione di Venosa, coadiuvati dal cronometrista il signor Vincenzo Cannistra della sezione di Catanzaro. Signore e signori, benvenuti per la prima del 2024 nella Tana dei Lupi! Benvenuti al Pala Cosentia per Pirossigeno Cosenza Ciampino Futsal. Andiamo a presentare la formazione del Ciampino Futsal. Numero 1 De Filippis, numero 3 Messina, 7 Terisi, numero 8 Schininà, numero 10 Pina, numero 11 Ferretti, numero 13 Palmegiani, numero 14 Lucas Diaz, numero 17 Casassa, numero 20 Joao Salla, numero 22 Fatiguso, numero 23 Petrov, allenatore è il mister Ibanez. E siamo pronti per presentare la nostra squadra! Accendi le torce, tutte le torce accese! Ricrea l'atmosfera, Pala Cosentia! Dallo spettacolare scenario del Pala Cosentia, buonasera e benvenuti amici telespettatori. Primo match del 2024 per Pirossigeno Cosenza e Ciampino Futsal. Scontro valevole per Pirossigeno Cosenza! Ultima giornata del girone di andata. Andiamo a con il numero 3 Alessio Adornato, numero 4 Aleandro Poti, numero 6 il capitano Paride, numero 10 Gustavo, numero 11 Mario, numero 12 Bruno, numero 18 il nostro Pelé Guilherme Felisigno, numero 19 Emilio Iaria, numero 22 Felipigno, numero 23 Francesco Lambre, numero 24 la saracinesca Leonardo Del Ferraro, numero 91 Jeff Titon. Sempre e solo forza Lupi! Il mister della nostra corazzata, Leo Tuoto! E questo è lo spettacolo del Pala Cosentia per la prima del 2024, ultima di andata, scontro importantissimo da ambo le parti, formazioni separate da 3 punti in classifica, 12 per i rossoblù, 15 per gli aeroportuali. Entrambe le formazioni in zona play-out e andiamo allora a ricapitolare meglio quelle che sono le squadre, partendo dalla formazione di Ibanez che si schiera con De Filippis e Casassa come portieri, poi Messina, grande ex protagonista della promozione rossoblù l'anno scorso, Teresi, Schininà, Gabriel Pina, Ferretti, Palmegiani, Lucas Diaz, Joao Salla, Fatiguso e Petrov. Risponde invece Leo Tuoto con i portieri come sempre Del Ferraro e Lambré, poi Adornato, Poti, Capitan Marchio, Bavaresco, Paiuso, Bruno Petri, Pelesigno, Iaria, Felipigno e il nuovo acquisto Jefferson Titon. Ancora c'è da vedere Carlitos, arrivato in settimana a Cosenza ma non ancora a disposizione di coach Leo Tuoto per questo importantissimo match che chiuderà, come già detto e ripetuto, il girone d'andata, che può consentire
alla formazione di casa di portarsi a pari punti con gli aeroportuali, guardando anche gli altri risultati e sognando una salvezza che prestazioni alla mano non sarebbe neanche così impossibile da raggiungere. Pirossigeno Cosenza che reduce dalla sconfitta di Avellino di settimana scorsa per 4-3, altra partita dove la formazione di Leo Tuoto ha dimostrato di essere una grande squadra, ricevendo tra l'altro i complimenti dal collega in telecronaca di Avellino, il quale si è espresso nei confronti della formazione del presidente Piro come una delle migliori viste quest'anno finora al Pala del Mauro. Sicuramente un orgoglio per la formazione di Leo Tuoto, che però adesso deve raccogliere i propri frutti, deve raccogliere punti, deve dar vita a queste prestazioni, soprattutto deve dare sostanza a queste prestazioni. Ciampino, che invece era partito forte inizio campionato, poi i risultati sono andati man mano scemando, ma è reduce dal larghissimo successo contro il fanalino di Codo Olimpia Verona per 8-1. Ciampino che è una squadra sicuramente temibile, una squadra, come già detto, con la quale la Pirossigeno Cosenza probabilmente lotterà fino alla fine, e quindi è inevitabile che la salvezza passi in generale dal Pala Cosenza, ma passi soprattutto da questo match e ancora di più eventualmente dal match di ritorno, che sarà anche l'ultima di campionato. Andiamo subito a vedere quelli che sono i quintetti delle due formazioni, perché la formazione di Bagnes è già schierata. Vediamo Casassa in porta, vediamo Joao Salla, Gabriel Pina, Lucas Diaz e Ferretti. Questo è il quintetto scelto dai Bagnes. Dall'altra parte il solito starting five per Leo Tuoto: Del Ferraro, Marchio, Bavaresco, Poti, Bruno Petri. Primo pallone che verrà mosso dal Ciampino in completo bianco. Pirossigeno Cosenza che invece risponde con la classica maglia rosso-blu, calzettoni e calzoncini blu. Per quanto riguarda i due estremi difensori, completo verde fluo per Del Ferraro, maglia gialla, calzettoni bordeaux e calzoncini neri invece per Mirko Casassa, tornato in Italia dopo un'esperienza all'estero la scorsa stagione. Ha dimostrato sicuramente di non essersi dimenticato come si fa, anzi. Ferretti sul pallone, si attende solo il fischio dei direttori di gara, che in questa circostanza saranno Martina Piccolo della sezione di Padova e Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa, coadiuvati da Vincenzo Cannistrà della sezione di Catanzaro. Al crono, quasi tutto pronto per l'inizio del match, già caldo il Palasport Domenico Ferraro, pronto a sostenere la formazione di Leo Tuoto. Nel frattempo, ultime operazioni di riscaldamento muscolare per le due formazioni in attesa del fischio. Inizia adesso Pirossigeno Cosenza Ciampino Futsal. Primo pallone mosso dalla formazione ospite, Lucas Diaz non riesce a tenere giocabile il pallone servitogli da Gabriel Pina, e quindi primo possesso anche per gli uomini di Tuoto. Bruno Petri da Bavaresco, ora Poti la alza nuovamente a cercare il 12, ottimo il controllo, poi non riesce però a restare in equilibrio, proseguire l'azione. Sfera che è terminata sul fondo, Casassa che ha già rimesso in gioco Gabriel Pina verso Lucas Diaz, ancora Gabriel Pina, Ferretti se la viene a prendere Diaz, poi Joao Salla sull'auto di sinistra, pallone lungo, grande anticipo di Marchio ai danni di Gabriel Pina, poi Lucas Diaz prima di Bruno Petri. Pina prova ad allungare il pallone, lo alza Poti direttamente in fallo laterali. Discreta presenza di pubblico al Pala Cosenza quest'oggi, in quello che nel frattempo, conclusione che è terminata fuori da parte di Lucas Diaz, in quello che scolasticamente parlando sarebbe l'ultimo giorno delle vacanze natalizie e dell'Epifania. Marchio verso Poti, quindi Bavaresco, e soprattutto c'è da sottolineare il fatto che si tratta di una domenica pomeriggio dove sicuramente la gente è più libera e viene ad assistere allo spettacolo che è il futsal. Bruno Petri non riesce a tenere in campo il pallone che gli è stato servito da Bavaresco, sarà fallo laterale a favore della formazione aeroportuale. Gabriel Pina muove verso Casassa, che come Del Ferraro non disdegna il gioco con i piedi. Lucas Diaz torna dal capitano, poi nuovamente il 14 tra le linee, non ci sono spazi, si va da Ferretti, cercato l'1-2 con Gabriel Pina, impreciso il pallone di ritorno del numero 10, servito Marchio, quindi Poti,
Ancora Marchio. Verso lo spagnolo. Giro palla dei rossoblù che provano a scardinare la retroguardia ospite. Poti passa in 1 contro 1, poi calcia Marchio, pallone che è terminato sul fondo. Primo squillo del match dopo 1 minuto e 37 da parte del capitano rossoblù, che non è riuscito a indirizzare verso la porta. Gabriel Pina non controlla, quindi Poti va da Bruno Petri. Adesso Marchio. Ancora Pirossigeno Cosenza in possesso palla. Poti, che dall'out di destra con il suo 1 contro 1 può essere sicuramente un problema per la retroguardia ospite. Bavaresco, ancora Poti. Verso Bavaresco, pallone impreciso, alla fine arriva in anticipo Bruno Petri su Ferretti. Quindi Del Ferraro. Ancora lo spagnolo, passa bene su Ferretti, poi viene chiuso alla perfezione da Joao Salla, che prova a condurre il contropiede. Serve lo stesso Ferretti sull'otto di destra, calcia col sinistro, pallone che è terminato alto. Senza deviazione di Del Ferraro, prova a farsi vedere anche il Ciampino Aniene. Anzi, il Ciampino da quest'anno. Poti perde l'equilibrio e contestualmente il pallone. Gabriel Pina, calcio addirittura da metà campo. È un passaggio per Del Ferraro che blocca a terra senza problemi. Ora Poti. Verso Bruno Petri che supera Ferretti in 1 contro 1. Secondo palla a cercare Marchio. L'ha fatto tutto Bruno Petri. La spinta in porta Marchio. È in vantaggio la Pirossigeno Cosenza dopo 2 minuti e 48 secondi. Segna il capitano, segna pari De Marchio, 1-0. E quindi adesso Ciampino che deve rincorrere ovviamente la partita. È ancora lunga, lunghissima. Recuperano il pallone i padroni di casa. Bruno Petri punta e salta l'avversario. Esce molto bene Casassa, scivolata con la spalla, chiude l'avversario. In fallo laterale. Bruno Petri a terra, regolare l'intervento di Joao Salla. Conduce la transizione Gabriel Pina che calcia, trova l'intervento di Del Ferraro, poi Joao Salla prova a spingerla in porta con un braccio. Chiede scusa subito il numero 20, punizione per i rossoblù. E nel frattempo primo pallone in maglia rossoblù per Jefferson Titon, che è tornato in Italia, convocato per la prima volta quest'oggi, e vedremo se non ha perso la verve degli ultimi anni, quello che è stato riconosciuto sempre come uno dei migliori bomber della penisola. Eccolo subito alla conclusione, pallone che termina sul fondo, si fa vedere Jefferson Titon, entra anche Felipigno. Schinnina, primo pallone nella sua partita. Joao Salla nuovamente a cercare l'ex giocatore dell'Olympus Roma, pallone impreciso, alla fine si impegna per tenerlo in campo Lucas Diaz e ci riesce. Schininata Salla, vuole puntare Bruno Petri, ottima chiusura del georgiano, fallo laterale per gli aeroportuali. Scambiano Salla e Schinnina, poi conclusione di Lucas Diaz. Pallone recuperato da Del Ferraro. Bruno Petri da Felipigno, primo pallone nella sua partita. Gabriel Pina aggressivo su Marchio che comunque ha la meglio. Titon, Felipigno, scambia con Capitan Marchio, poi Titon. Bruno Petri prende campo centralmente,
rischia di perdere il pallone, si tiene stretta la rimessa laterale dopo che l'ultimo tocco era stato di Joao Salla. Bruno Petri calcia, ancora Joao Salla a chiuderlo. Primo pallone nella metà campo offensiva per Del Ferraro, subito power play per i rossoblù che hanno dimostrato di saperla fare. Questa impostazione alla fine. Ciampino che non riesce a sfruttare Bruno Petri con l'aggaggio volante magnifico del numero 12 che mantiene il possesso, se la porta fuori poi. Fallo laterale a favore della formazione in bianco, dentro anche Strania Petrov, ex del Pescara tra le altre, sicuramente un giocatore dalle qualità sopraffine. Felipinho da Bavaresco, quindi Titon protegge la sfera, finisce a terra, falloso l'intervento di Gabriel Pina che mima al direttore di gara come l'avversario si sia buttato. La signora Piccolo però non è stata dello stesso avviso e allora rimessa laterale adesso per i rossoblù. Entra in campo anche Pelesigno al posto di Bruno Petri. Bavaresco, Del Ferraro, pallone sulla parallela intercettato da Schinina che può ripartire, inseguito da Titon, ancora Schinina, arriva alla conclusione, respinta centrale di Del Ferraro, poi Pelesigno, occhio al contropiede dei rossoblù, gran chiusura da dietro di Lucas Diaz, in fallo laterale determinante qui il numero 14 rossoblù che invece avrebbero potuto sfruttarla meglio. Bavaresco calcia direttamente, Gabriel Pina a recuperare il pallone, poi Schinina, tutto di prima verso Gabriel Pina, grande azione degli aeroportuali, conclusione del 10 che viene ribattuta da Bavaresco, rimessa, ma si è accesa la partita qui al Palaferraro. Schinina dietro per Casassa, la testa di Pelesigno in fallo laterale, insiste la formazione di Daniel Ibañez, Schininata a Joao Salla, vuole puntare Felipinho che lo insegue, lo costringe a tornare da Schinina. Lucas Diaz, pallone nuovamente profondo per Joao Salla, ancora a chiudere il 22, anzi non si trattava di Joao Salla ma di Petrov, pardon, ancora a chiudere il 22. Ciampino che adesso non sfrutta l'opportunità e anzi rischia di avviare il contropiede della Pirossigeno Cosenza. Felipinho però non trova la deviazione di Gabriel Pina su questo pallone in parallela e quindi rimessa laterale nuovamente a favore degli aeroportuali. Entra anche Giovanni Messina, come già detto ex del match, un elemento sicuramente non di secondo conto la scorsa stagione per la promozione dei Lupi in Serie A. Pallone profondo recuperato direttamente da Del Ferraro, da solo nella propria terra, quindi Titon, da Pelesigno, ancora Titon, Bavaresco predica calma, Titon porta il pallone e calcia, pallone che è terminato alto, nuovo squillo però da parte di Jefferson Titon. Casassa da Messina, quindi Petrov, pallone alzato, esce molto bene Del Ferraro in fallo laterale, l'avrebbe voluta Titon, ha preferito non rischiare. L'estremo difensore giunto alla quinta stagione in maglia rossoblù, Petrov da Messina, Schinina nuovamente per Messina, davanti a sé Pelesigno, torna dall'ex Olympus, Petrov predica calma, Felipinho sulle sue tracce, scambia ripetutamente con Schinina, Ciampino che però non trova sbocchi. La deviazione di Titon che rischia di mettere in difficoltà Schinina, il quale poi recupera il pallone e verticalizza. Messina a toccare per Joao Salla, prima di lui però Bavaresco in fallo laterale.
Giosalla a servire Messina, fermato bene da Felipigno che poi insegue il pallone, non riesce a tenere la sfera giocabile. Ancora out per gli aeroportuali quando sono passati 7 minuti e 45 secondi. 1-0 il punteggio, grazie al gol di pari De Marchio. Schinina da Messina, vuole puntare, crearsi lo spazio per la conclusione, ribattuta prontamente dalla retroguardia rossoblù. Poi Felipigno si mette molto bene tra il pallone e l'avversario, allontana direttamente nella terra di Schinina, subito di prima intenzione a cercare Giosalla, recupera Pelesigno, serve Bavaresco che prova a completare il disimpegno portando palla di là, quindi Felipigno la voleva più lateralmente Titon, Felipigno invece l'ha imbucata in maniera centrale. Occasione sprecata dei rossoblù che comunque si fanno vedere e sono capaci di ripartire velocemente. Adesso Schinina, pallone che termina sul tetto. Pelesigno da Poti appena rientrato in campo. Bruno Petri prova la Veronica in mezzo a due, si tratta di Schinina e Messina, finisce a terra. Poi Schinina gli fa carambolare il pallone addosso, o almeno ci prova. Sarà rimessa laterale comunque a favore dei rossoblù. Pallone dentro per Petri, sfera che è terminata sul fondo con la deviazione di Mirko Casassa. Sarà corner per i rossoblù, ancora pericoloso. Poti va a recuperare il pallone per battere, poi lo lascia a Bavaresco. Poti fermato, ancora rimessa laterale per la formazione di Casa che a caccia del 2-0. Pelesigno da Bruno Petri, passa su Schinina, o quantomeno prova a passare, si porta il pallone al di là della linea rossa senza deviazione. Rimessa a Ciampino, dentro Gabriel Pina, proprio al posto del numero 8. Casassa merita il lancio lungo che alla fine effettua. Poti arriva prima sul pallone, poi Bruno Petri guadagna un'ottima rimessa sulla pressione di Giosalla. Nel frattempo per il Ciampino in campo anche il numero 3 Palmegiani, ex Regalbuto, che su questo campo ha messo piede più di una volta, ha anche vinto una gara playoff 2 stagioni fa. In generale un ragazzo che è cresciuto molto da quando ha assaggiato la Serie A. Del Ferraro torna all'indietro da Poti, ma resta nella metà campo offensiva. Power play nuovamente per i rossoblù. Pelesigno, ancora da Poti, quindi del Ferraro, sempre Poti. Muove palla con saggezza la formazione di Tuoto, poi del Ferraro sbaglia, rimessa laterale ospite. Ha già recuperato però la posizione il portiere in maglia numero 24, Gabriel Pina. Pallone proprio per Palmegiani, quindi Messina. Giosalla a terra sulla pressione di Marchio, giustamente ravvisato fallo. È il primo del match dei rossoblù a metà primo tempo. Punizione Ciampino. Occhio nel frattempo alla conclusione cercata, provata da parte proprio di Messina, sfera che è terminata sul fondo. Marchio da Poti, pallone profondo ancora per Marchio, arriva la chiusura di Messina, quindi Giosalla, Gabriel Pina di prima da Palmegiani, dentro per Giosalla che non arriva puntuale all'appuntamento con il pallone sul secondo palo. Nulla di fatto, rinvio al fondo, ma Ciampino che prova a cercare il pareggio. Del Ferraro adesso a battere il rinvio dal fondo. La vuole Bruno Petri, la riceve sul corpo. Prova a imbeccare poi Poti,
fermato, anticipato da Gabriel Pina. Marchio regolare, occhio al 3 contro 1, marchio per Bruno Petri, pallonetto che è terminato sul fondo. A un passo dal 2-0 rossoblu. Occasionissima anche in questa occasione con Bruno Petri, che non è riuscito a servire Poti sul secondo palo. Ora del Ferraro. Partita vibrante da un lato e dall'altro, le due squadre che danno la sensazione di poter trovare il gol da un momento all'altro, con le proprie sgasate, con la propria qualità, con la propria voglia di far punti quest'oggi. Bruno Petri. Marchio. Poti punta l'avversario, torna dietro la Marchio, allo spazio per calciare col mancino, poi serve Bruno Petri, ancora dentro per Marchio, chiude giù Salla, occhio al contropiede guidato dal numero 20, sempre il capitano rossoblu, a ritornare su di lui, a recuperare la sfera e a prendersi gli applausi del Palacosenzia. Poti vuole velocizzare l'azione, Marchio torna dietro da Pelisigno che invece predica calma. Bruno Petri, impreciso il pallone per il numero 4, rimessa laterale per la formazione aeroportuale. Ritorna in campo Lucas Diaz. Servita adesso il numero 14, quindi Gabriel Pina. Scambiano i due, quintetto iniziale adesso per i Bagnes, con Ferretti e Gio Salla, che in questa occasione non può arrivare sul pallone impreciso da parte del proprio numero 11. Poti da Marchio, quindi ha tornato, è entrato adesso per la prima volta nel match. Poti la lascia scorrere, la rimessa è sua. Scambiano Marchio e Poti, quindi Bruno Petri. Pallone impreciso, recupera subito Ferretti. Gio Salla con calma all'indietro da Lucas Diaz, ancora Gio Salla prova a servire Ferretti, tallonato da 3 uomini, si torna dal 14. Gabriel Pina con calma ragiona, scambia con Lucas Diaz. Esce bene del Ferraro di testa, poi l'ultimo tocco è stato di Ferretti, ha rischiato però qui anche con un po' di sfortuna l'estremo difensore rossoblu, che invece aveva letto il tempo alla perfezione. Perfetto il pallone di Marchio per Poti, che poi si trova a doverla controllare col piede debole e non riesce a tenerla vicina a sé. Casassa direttamente al lancio lungo, non può arrivare Luis Diaz. Lucas Diaz tallonato alla perfezione da Bavaresco, rimessa laterale già battuta, ha tornato nuovamente dal 10. Quindi Poti, ancora Bavaresco, trova deviazione, trova rimessa laterale. Del Ferraro, pallone verso Bruno Petri, dentro dove non può arrivare nessuno. Bavaresco però mantiene il possesso, serve all'indietro Poti che avvia un'altra azione offensiva. Ha tornato, passa sull'avversario, trova però la perfetta chiusura di Mirko Casassa. Era riuscito a saltare Gabriel Pina, l'ultimo tocco poi del numero 3. Casassa vorrebbe riprendere subito il gioco, ma c'è time out chiesto dai Bagnes, primo del match, 6:55 all'intervallo, 1-0 il punteggio con cui la Pirossigeno Cosenza conduce questo match grazie al gol di pari De Marchio dopo 2 minuti e 48, ma ci sono state occasioni pericolose da un lato e dall'altro.
Rieccoci collegati dal Pala Cosenza. Finito il time out chiesto da coach Bagnes, 6:55 da giocare, riprende con il possesso il Ciampino. Bavaresco ottimamente in anticipo, quindi Bruno Petri combatte con Gabriel Pina e lui l'ultimo a toccare. Lucas Diaz protegge saggiamente la rimessa e c'è subito il portiere di movimento per il Ciampino. Fuori Ferretti, fuori Casassa, dentro Schininà e Petrov. Tuoto risponde con Pelesigno a gestire Joao Salla. Prima linea composta da Lucas Diaz e Gabriel Pina. Sulle parallele Petrov e Schininà. Vedremo quale sarà adesso l'impostazione che ha dato il coach spagnolo. Sempre a girare il pallone la formazione ospite, Joao Salla. Ancora Petrov. Spalle alla porta, serve nuovamente Salla. Quindi Lucas Diaz, Joao Salla. Vuole provare con calma il Ciampino a trovare spazi in mezzo alle maglie rossoblu. Gabriel Pina vorrebbe il movimento ad abbassarsi di Schininà. Joao Salla verso il numero 8. Adesso Gabriel Pina, Petrov provano ad alzare i ritmi. Il numero 10 e il numero 23. Poi Joao Salla invece con calma. 1 minuto e mezzo di possesso finora vano da parte della squadra di Bagnes. Lucas Diaz, Salla, eccolo il pallone per Petrov. Quindi Gabriel Pina, ancora Salla. Rotazione completata dagli uomini di Bagnes, che non ha portato però a uno smarcamento, e quindi si ricomincia da capo con Joao Salla in mezzo, con Schininà che si abbassa, con Gabriel Pina che torna largo a sinistra e riceve adesso Schininà. Lucas Diaz, Joao Salla, Petrov. Ancora Gabriel Pina, rossoblu che aspettano, sempre mantenendo la concentrazione alta. Petrov da Salla, quindi Diaz, Schininà, recupera del Ferraro che poi potrebbe anche calciare in porta, preferisce rimettere in gioco per Poti, è già rientrato Casassa. Bavaresco per Bruno Petri, sulla parallela ci sarebbe Pelesigno, servito invece Bavaresco nuovamente da Petri, quindi Poti. Molto bene a gestire Pelesigno, anche se rischioso questo pallone in area di rigore. Bavaresco trova la deviazione di Gabriel Pina, trova l'out, rientra Ferretti per Petrov, pronto anche a rientrare Schininà. E ritorna in campo anche Capitan Marchio per Bavaresco tra le fila rossoblu del Ferraro. Pallone centrale impreciso, quindi recupera Ferretti. Joao Salla, gran giocata di suola, poi pallone sul secondo palo e arriva la rete realizzata da parte di Ferretti. Aveva sbagliato Lucas Diaz davanti alla porta colpendo questa traversa, poi Ferretti ha ribadito in porta. 1-1 del Ciampino Aniene, anzi del Ciampino Futsal, al minuto numero 15:57 segna il numero 11 Ferretti. Errore di Del Ferraro, pallone impreciso quello servito centralmente. Ha avviato la controtransizione Ferretti, ha servito Joao Salla che poi con la propria qualità ha fatto gran parte del lavoro, ha imbucato sul secondo palo per Lucas Diaz che però non è riuscito a ribadire in rete. La traversa però lo ha favorito facendo tornare il pallone al centro dell'area di rigore e Ferretti non ha potuto far altro che ribadire l'errore del compagno, mettere il pallone in fondo al sacco in uno dei tap-in più semplici della sua vita. 3:38 all'intervallo, adesso il time out lo chiama coach Tuoto sul punteggio di 1-1 dopo che ha appena pareggiato la formazione ospite con Gianluca Ferretti.
Rientro in campo per la Pirossigeno Cosenza, rientro in campo anche per il Ciampino Futsal, che ha da poco trovato il gol del pareggio. Con Ferretti si ripartirà dal corner a favore della formazione di Tuoto. Poti verso Bruno Petri, poi Titon, eccolo qui, Jefferson Titon, il primo gol in maglia rossoblu al debutto, pallone sotto l'incrocio, è tornato in Italia ed è tornato al suo modo, alla sua maniera, come ha sempre fatto in carriera, ossia segnando, realizzando questo tipo di gol. Jefferson Titon è di nuovo avanti, la Pirossigeno Cosenza con il gol del proprio 91. 16:25, torna avanti la Pirossigeno Cosenza con il grandissimo gol firmato Jefferson Titon, che segna il debutto con la maglia rossoblu. Gio Salla, pallone per Gabriel Pina, quindi Gio Salla, ancora Schinina, power play sempre per il Ciampino. Joao Salla torna alla Petrov, ancora Salla, pressato questa volta da Bruno Petri. Schinina sulla parallela a cercare Lucas Diaz, pallone che è uscito, rimessa rossoblu. Davvero incolpevole in questa occasione Casassa. Non poteva sicuramente andare a togliere un pallone del genere dall'incrocio. Nel frattempo calcio del Ferraro, sfera che termina sul fondo. Lasciata scorrere dal numero 17, dicevo, Casassa che non poteva sicuramente andare a prendere una bordata del genere quasi dal limite dell'area sotto l'incrocio, ma questa è la qualità dei giocatori di categoria come Jefferson Titon, che dopo l'esperienza a Parigi è tornato in Italia e vuole dimostrare ancora una volta il motivo per cui in carriera ha segnato così tanto. Ricordiamo gli exploit di Mantova e Verona nelle ultime 2 stagioni in A2. L'anno scorso tra l'altro ha pure ottenuto la promozione con l'Olimpia, ma lo ricordiamo anche sicuramente ai tempi del Real Rieti, giusto per fare il nome di una squadra dove Titon ha sempre segnato con continuità. Adesso power play per il Ciampino, 2:23 all'intervallo. Lucas Diaz scambia con Joao Salla, quindi Gabriel Pina centralmente, orienta per la conclusione, poi serve Schinina. Lui e Petrov a giocare il pallone sulla sinistra, si va a destra dal capitano, quindi Schinina ancora per Gabriel Pina che si deve impegnare a tenerla giocabile. Recupera Marchio che calcia, pallone di poco sul fondo, a un passo dal 3-1 i rossoblu, con la conclusione di Marchio. Che non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Adesso la pressione dei rossoblu è alta, infatti Bruno Petri recupera il pallone, poi Poti da Marchio, ancora conclusione del capitano, questa volta con il destro, sfera sul fondo, nuovamente vicino al 3-1 la formazione di Tuoto, nuovamente con il capitano. Occhio al recupero di Felipigno che salta Casassa, poi calcia alto, terza occasione in pochi secondi per i rossoblu che ancora una volta non sfruttano e non riescono a trovare la via della rete. E queste poi, nell'economia di un match così importante, ma anche nell'economia di un campionato intero, potrebbero essere rimorsi non indifferenti. Ne ha già molti la Pirossigeno Cosenza in queste prime 14 partite, dove ha raccolto meno di quello che ha seminato per imprecisione e anche un po' di sfortuna. Sono state veramente poche le partite in cui la Pirossigeno Cosenza non se l'è giocata alla pari con l'avversario. Ricordiamo in particolar modo la prestazione di Eboli
dove finì 2-1 per i campioni d'Italia. Ricordiamo la prestazione di settimana scorsa ad Avellino, la stessa prestazione di Roma con l'Olympus, il 3-3 a Torino con la L84 seconda. Tutti risultati che non hanno portato punti alla Pirossigeno Cosenza, se non appunto il 3-3 con la L84, ma dove la formazione di Tuoto avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più, e quindi adesso bisogna sfruttare queste occasioni per raccogliere il proprio seminato. Joao Salla, ancora power play Ciampino, ultimo minuto della prima frazione. Gabriel Pina verso Schininà, scambiano i due centralmente, questa volta il numero 8 sta provando a ruotare il play. Bagnas è partito con Joao Salla, poi Gabriel Pina, poi Schininà, ancora Joao Salla adesso. Da Gabriel Pina prova a rompere una linea di passaggio il Ciampino. Schininà, tocca per Lucas Diaz, Del Ferraro è lì e la blocca senza problemi. Poi va al rinvio lungo per Marchio, che la deve solo spizzare di testa. Joao Salla però sulla linea di porta è attento ed evita il gol del 3-1. Recupero di Bruno Petri, in parallela Pelesigno. Schininà forte su di lui, che si arrampica sul numero 18 fallosamente, ma il fallo viene fischiato a Pelesigno, quindi occhio al contropiede del Ciampino. Schininà porta palla, Del Ferraro blocca, vuole rimettere subito in gioco, lo fa verso Bruno Petri, è appena rientrato Casassa. Bruno, pallone sul fondo a 4 secondi dall'intervallo, di nuovo vicino al 3-1 la Pirossigeno Cosenza. È una partita bellissima, finisce qui il primo tempo 2-1 tra Pirossigeno Cosenza e Ciampino Futsal. Vantaggio firmato da Paride Marchio, pareggio di Ferretti, poi Eurogol di Titon dopo 28 secondi di parità a ristabilire il vantaggio rossoblù. Noi ci salutiamo solo per l'intervallo, a tra poco per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Ciampino Futsal.
Sta per iniziare il secondo tempo fra la Piro Ossigeno Cosenza Ciampino Football. Fatemi sentire, forza Lupi! Rieccoci tornati amici sportivi dal Pala Cosenza. Inizia adesso il secondo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Ciampino Futsal. 2-1 a favore dei rossoblù. Il punteggio della prima frazione. Subito Pirossigeno Cosenza pericolosa con Titon. A breve andremo anche a vedere quelli che sono i quintetti di partenza. Gabriel Pina prova a portare il pallone su Bavaresco, finisce fuori senza fallo, rimessa rossoblù. Dunque Leo Tuoto che riparte con Del Ferraro, Bavaresco, Poti, Bruno Petri e Titon, che proprio adesso prova ad andare alla conclusione. Risponde invece Ibáñez con Casassa, Schirina, Lucas Diaz, Gabriel Pina e Joao Salla. Pina proprio a servire Joao Salla, Bavaresco lo contiene bene, Del Ferraro recupera il pallone al limite della propria area di rigore, quindi Titon, autore di un grandissimo gol al debutto in maglia rossoblù. Bruno Petri non riesce a mantenere in campo il pallone, rimessa laterale a favore della formazione aeroportuale. Gabriel Pina, pallone verso Joao Salla, prova il lancio in profondità, Bruno Petri intercetta di testa, poi Salla da Casassa, Schinina, ancora Salla, Lucas Diaz, Schinina, intercetta Poti che calcia col mancino sulla figura del numero 8, non è finita, rossoblù ancora in possesso palla, Bruno Petri verso Poti, passa sull'out, Poti tiene il pallone in campo, poi la imbuca in maniera debole, però con il mancino blocca Casassa, quindi Gabriel Pina prova a mettere in movimento Joao Salla che non arriva prontamente sulla sfera, sfuma l'opportunità di contropiede, ma Ciampino ancora in costruzione proprio con Joao Salla. Gabriel Pina verso Schinina, ancora Gabriel Pina, Salla trova lo spazio per servire Lucas Diaz, tentato il passaggio di ritorno, trovato l'ultimo tocco e di Titon, rimessa laterale a favore della formazione ospite. Giusto per andare a leggere qualche risultato che potrebbe interessare le due squadre quest'oggi in campo al Pala Cosenza. Il Sala Consilina perde in casa con la Sandro Abate 2-1, 1-0 del Mantova sulla Came, 2-1 dell'Olympus sul Meta, 1-0 del Pomezia in casa del Verona, stesso punteggio con cui il Napoli si sta imponendo con l'Ital Service Pesaro, 1-1 invece tra L84 e Genzano, reti bianche tra Active Network e Feldieboli. Questo il quadro live della 15ª giornata di Serie A, ultima del girone d'andata. Adesso Gabriel Pina viene fermato da Bruno Petri, rimessa per il direttore di gara e rossoblù. Poti, pallone in profondità, Bruno Petri la tiene in campo, ancora Poti verso Bruno Petri che aveva tagliato verso il centro, occasione sfumata per i rossoblù, non si sono capiti i due. Schirina, pallone di Joao Salla in parallela per Gabriel Pina, non riesce a tenerla in campo il numero 10, sarà rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Secondo tempo iniziato a ritmi più blandi rispetto a quella che è stata la prima frazione, con entrambe le formazioni che avrebbero potuto segnare di più, soprattutto i rossoblù che non sono stati abili a concretizzare chiare occasioni da rete in almeno 4 occasioni. Primo giallo del match nel frattempo per Schirina. Poti,
Pallone verso Titon che la protegge, poi la spallata di Schinina è decisiva per mandare fuori equilibrio il numero 91 che non riesce a tenere il pallone in campo. Schinina verso Salla. Lucas Diaz cerca l'imbucata, intercettata. Casassa a recuperare e rimettere in gioco per Gio Salla. Attende l'arrivo di Lucas Diaz, punta in 1 contro 1, Poti e calcia, pallone sul fondo. Ci ha provato però qui il numero 14. Bruno Petri a servire Poti, quindi Bavaresco la vuole e la riceve. Sul posto Titon, quindi nuovamente Poti. Bavaresco ha spazio per andare, imbuca in parallela per l'ex giocatore di Mantova e Verona, tra le altre ovviamente. Troppo lunga però la sfera per il 91, lasciata scorrere da Casassa che adesso rimette in gioco. Joao Salla verso Schinina. Petrov imbuca per Joao Salla, forse un po' impreciso il pallone. Alla fine l'ultimo tocco è di Bavaresco, rimessa laterale per la formazione aeroportuale, anzi no, rimessa per la Pirossigeno Cosenza. Obiettivamente l'ultimo tocco di Bavaresco sembrava netto. Svista non indifferente in questo caso da parte dell'arbitro. Titon serve, va alla conclusione, ribattuta da Casassa. Le proteste del Palacosenza che voleva l'intervento fuori area con le mani da parte dell'estremo difensore ospite. Non è stato dello stesso avviso però il direttore di gara. A un passo dal 3-1 i rossoblù, ancora con Jefferson Titon. Adesso power play con Del Ferraro che è salito, Poti a gestire come sempre con la solita calma olimpica. Pelesigno verso Marchio, quindi Poti centralmente prende campo, va da Del Ferraro che sull'uscita di Casassa non riesce a ribadire in rete. Joao Salla verso Lucas Diaz. Ciampino adesso in possesso palla. Petrov, Schinina. Ancora Petrov. Salla da Lucas Diaz, poi Pelesigno perde il rimpallo proprio con il numero 14. Difesa fisica la sua. Schinina da Salla. Pallone nuovamente per Schinina, recupera Pelesigno che la tiene anche in campo. La portinare e calcia la parata di Casassa. Grande giocata però da parte di Pelesigno in questa circostanza, che tutto da solo ha resistito alla carica. Si è rialzato da terra col pallone tra i piedi ed è riuscito anche a calciare in porta. Bruno Petri, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per il Ciampino. Pronto a entrare Ferretti per la formazione di Bagnes. Casassa, pallone profondo, nella terra di nessuno, blocca Del Ferraro e rientra anche Felipigno al posto di Poti. Pallone proprio per lui. Felipigno col petto la tiene in campo, la porta centralmente e serve Pelesigno. Non riesce a tenere in campo poi l'ex così di Genzano. Questo pallone volante e rimessa a favore della formazione ospite. Nel frattempo sentite la spinta, l'urlo e il boato del Palacosenza per i propri beniamini. Adesso Petrov fermato da Pelesigno che va in porta 1 contro 1 con Casassa. Scambetto da dietro da parte di Petrov, cartellino giallo per lui e punizione dal limite per i rossoblù. Altra giocata però di fondamentale importanza di Pelesigno che ha recuperato, si era presentato tu per tu con Casassa. Petrov però ha deciso di spendere bene il cartellino giallo e concedere solo calcio di punizione, anche se era al limite dell'area. Secondo ammonito del match, secondo ammonito della ripresa, secondo ammonito per il Ciampino dopo Schinina. Strania Petrov. E vedremo cosa si inventerà qui la Pirossigeno Cosenza. Poti e Titon sul pallone. Titon un po' più defilato.
Poteva da Bruno Petri, la grande parata di Casassa, determinante il numero 17. Buono il taglio di Bruno sul secondo palo, ma non ha fatto i conti con l'interventone da parte dell'estremo difensore avversario. Felipigno rischia sulla pressione avversaria, poi Bruno Petri porta il pallone, fermato, occhio al contropiede del Ciampino che parte con Schinina. Lucas Diaz vuole puntare, salta Felipigno, calcia del Ferraro con un piede, poi Ferretti anticipato fallosamente da Bruno Petri, secondo il direttore di gara. E quindi dovrebbe essere punizione dal limite. Sì, è punizione dal limite. Sinceramente vorrei rivedere l'azione. Chiamata del direttore di gara contro Bruno Petri. Primo fallo della ripresa per i rossoblù. E dunque situazione che si è ripetuta, che si ripete dopo la punizione di poco fa a favore dei rossoblù. Siamo più o meno dallo stesso punto, forse qualche centimetro indietro. Schinina sul pallone. Vediamo cosa farà l'ex Olympus. Calcio in porta, pallone che termina alto, esulta come se avesse realizzato un gol tutto il Palacosenzia e anche coach Leo Tuoto. Rientrano Felipigno e Titon per Bavaresco e Poti. Si riprenderà con il rinvio di Del Ferraro. Pallone lungo proprio per Titon. Casassa in anticipo su di lui. Ora Messina mette in movimento Ferretti. È rientrato Titon che ha chiuso molto bene. Fallo laterale ospite. E adesso Bavaresco prende il posto di Bruno Petri, pardon. Rimessa per il Ciampino. Joao Salla sul pallone. Torna dietro direttamente da Messina. Quindi Salla verso Lucas Diaz. Ferretti nuovamente per Lucas Diaz, quindi Messina. Joao Salla la lascia lì molto bene per Ferretti. Vorrebbe puntare, trova l'ultimo tocco da parte di Bavaresco, rimessa laterale a favore della formazione aeroportuale. Palmegiani appena entrato in campo verso Lucas Diaz. Prova a rompere il ritmo, ma Marchio è sempre lì, quindi deve ricominciare da dietro da Palmegiani che la lascia nuovamente per il 14. Poi Ferretti viene fermato da Bavaresco, blocca del Ferraro, pronto a rimettere in gioco Bavaresco. Felipigno passa sull'auto, mantiene il pallone in campo, va di là per Titon, ancora la chiusura di Casassa, determinante a un passo dal 3-1 i rossoblù dopo 6 minuti e 49 secondi di ripresa. Ci ha provato Titon, ma è stato grande l'intervento in anticipo di Casassa. Bavaresco, ancora Titon, vince il rimpallo, porta palla, sempre Casassa a chiudere su di lui. Sta diventando quasi un 1 contro 1 tra i due. Nel frattempo calcia Palmegiani, interviene Del Ferraro, ancora Palmegiani, ancora Del Ferraro che gli sbarra la strada, gli esulta in faccia e fa partire il contropiede. Marchio però perde palla, quindi contro transizione Lucas Diaz alla conclusione, intercetta Marchio, allontana Bavaresco direttamente sugli spalti, rimessa per il Ciampino. Partita però che sta tornando a rinfiammarsi. Nel frattempo giallo a Lucas Diaz per proteste, terzo del match dopo Schinina e Petrov.
Ferretti a battere l'out, pallone verso Gabriel Pina. Appena rientrato in campo il capitano, quindi Messina. Palmegiani prova a passare sul marchio e ci riesce molto bene. Scivola anche Felipigno, pallone dentro per Messina, anticipato da dietro in maniera regolare. Ottima la sgasata in questo caso di Federico Palmegiani, che però non ha trovato la via della rete né dell'assist. Angolo per gli ospiti, Ferretti calcia al volo, ribatte Titon. Poi Messina arriva in anticipo sul 91. Casassa, pallone lungo, la chiama del Ferraro, sfera che scorre, rimessa dal fondo. Felipigno verso Bavaresco, pallone impreciso che termina al di là della linea rossa. Possesso che dunque torna alla formazione aeroportuale. Stanno sbagliando molto le due formazioni in fase di impostazione. Gabriel Pina in profondità, Titon a mantenere il possesso della sfera. Ferretti lo anticipa, poi Casassa allontana. Rimessa laterale rosso-blu, pronta a entrare Pelesigno al posto di Felipigno. Bavaresco si è allargato nel Ferraro nel frattempo a portare la superiorità numerica, ma calcia Pelesigno che ripunta, trova il primo gol in maglia rosso-blu. Esultanza tutta particolare dell'ex Pomezia Active Network quando siamo giunti esattamente al minuto numero 8 e 13 della ripresa. 3-1 per i rossoblù, ha segnato Pelesigno Mazzoleni, primo gol anche per lui in maglia rosso-blu. Con il numero 18 Mazzoleni, Pelesigno, E quindi adesso power play per il Ciampino. Era salito nel Ferraro dall'altra parte, aveva creato la superiorità numerica e quindi anche questo spazio per Pelesigno per andare a trovare il gol del 3-1. Se l'è preso tutto il numero 18 che ha messo il pallone in buca d'angolo. Adesso Bavaresco contro Casassa, cerca di andare dall'altra parte da Bruno Petri, chiude Gabriel Pina. Rientra in campo Ferretti per la formazione aeroportuale. E quindi power play che ha affrontato per il rossoblù anche senza che del Ferrari abbia toccato il pallone. Con la sua sola presenza ha liberato spazio per Pelesigno che ha calciato anche adesso. Il numero 18 poi è stato bravissimo a superare Casassa e fare 3-1. Rientra in campo Schinina, ancora power play per il Ciampino. Rischia però sulla pressione di Petri e Pelesigno. Poi però Schinina aveva trovato la diagonale per servire giù a Salla, non aveva fatto i conti con la chiusura di Poti. Gabriel Pina lascia lì a Salla, quindi Schinina, fischi per il Ciampino, ancora Salla. Lucas Diaz da Salla, Gabriel Pina. Schinina scambia col capitano. Salla dentro, non trova nessuno. Semplice out a favore dei rossoblù. Ha già ripreso posto in porta Casassa. Bavaresco da Poti, lancio lungo direttamente dalle parti del 17 che rimette in gioco verso Gio Salla, lascia il posto in campo a Schinina, arrabbiato Leototo perché i suoi hanno consentito di reinserire il portiere di movimento a Cocci Bagnes. Quindi Salla verso Schinina, Lucas Diaz. Sale ora la pressione di Pelesigno che poi torna indietro. Scambiano Salla e Petrov, quindi Schinina, Lucas Diaz, pallone impreciso per lui, vince anche un rimpallo. Poi Pelesigno va a dare il Ferraro, bene con lucidità verso Bavaresco, preferisce aspettare la formazione rossoblù. Si risistema il Ciampino ma organizza anche un'azione migliore. La Pirossigeno Cosenza, finisce a terra Bavaresco, tutto regolare per il direttore di gara, intervento anche in questo caso dubbio della difesa ospite e soprattutto mancato intervento arbitrale.
che lascia qualche interpretazione sicuramente migliore del caso. Entra marchio per Bavaresco nel frattempo. Poti, pallone in profondità recuperato poi dal Ciampino, non arriva alla conclusione in porta perché Del Ferraro è subito rientrato. Al contrario, power play adesso per gli aeroportuali nuovamente. Schinina al posto di Casassa. 9-17 al termine di questo match, 3-1 per i rossoblù il punteggio grazie ai gol di Marchio, Titon e Pelesigno. Petrov da Gabriel Pina, ancora Petrov, questa volta gestisce il 23, Lucas Diaz. Gabriel Pina, Petrov, Lucas Diaz, Schinina. Non ci sono spazi però, si torna da Petrov. Eccolo lo spazio con Gio Salla che imbuca sul secondo palo per Schinina. Determinante l'anticipo di Poti a evitare il gol del 3-2, a mettere in corner Schinina verso Gio Salla. Quindi Gabriel Pina, ancora Salla. Gabriel Pina, Salla torna all'indietro, quindi Petrov porta palla centralmente, cerca un po' di spazio. Gabriel Pina prova a rompere le linee difensive rossoblù con questo movimento, a convergere alla fine, chiude la retroguardia di casa. Nulla di fatto ancora una volta, rimessa laterale per il Ciampino. 8-12 al termine del match. Rientra Titon al posto di Pelesigno. Gabriel Pina, scambiano Petrov e Schinina, quindi Joao Salla. Ancora stessa linea di passaggio, Lucas Diaz, Petrov, Schinina, imbuca sul secondo palo, Salla di testa prova ad anticipare il Ferraro. Pallone che è terminato fuori, time out chiesto anche però nel frattempo da coach Tuoto, è rimasta a terra Salla. E dunque si riprende a giocare dopo il time out chiesto da coach Tuoto. 7:40 al termine del match, 3-1 per i rossoblù il punteggio. Casassa, e conoscendo Tuoto in realtà non è neanche escluso che possa provare un portiere di movimento di contenimento. Ricomincia la manovra aeroportuale, ricomincia da Stania Petrov. Pina lascia scorrere per Faticuso che colpisce il palo. A un passo dal 3-2 il numero 22, palo al primo ingresso nel match tra l'altro per Faticuso. Adesso Titon anticipato, Petri a terra regolarmente, Messina, serve Gabriel Pina, deviazione, si accontenta della rimessa.
cambi da un lato, cambi dall'altro. Rientra Petrov, rientra Faticuso e rientra Schinina. Gabriel Pina proprio verso Faticuso, mette in difficoltà Petrov alzando questo pallone, ne esce bene, poi Schinina lo regala ai rossoblù. Poti 3 contro 1, porta vuota, Poti da Bavaresco, la deviazione decisiva da parte di Petrov a evitare il 4-1. Sarà comunque calcio d'angolo per i rossoblù. Bavaresco dentro, prova la conclusione, c'è la sfera intercettata da un avversario. Si tratta di Palmegiani, rimessa laterale adesso per i rossoblù. Nuovamente dentro Ferretti per Faticuso. Bavaresco del Ferraro, ancora Bavaresco. Chiuso bene in questa circostanza, l'ultimo tocco però è di Ferretti. Ancora Pirossigeno Cosenza in possesso palla. Bruno Petri da Felipigno, quindi del Ferraro. Con tutta la calma del mondo merita il lancio lungo che effettivamente arriva. La testa di Palmegiani ad anticipare Titon e anche a evitare possibili problemi al proprio estremo difensore. Bavaresco da Felipigno. Pallone lasciato scorrere da Messina, che poi in un secondo momento serve Casassa. Quindi Palmegiani, rientra in campo Schinina, Ferretti. Pallone in profondità, nella terra di nessuno. Del Ferraro subito al lancio lungo per Bavaresco che non la spizza. Pallone che termina in borsa, ma ovviamente il gol non è valido con le mani. Si riprende a giocare con il lancio di Casassa, l'anticipo di testa di Bruno Petri. Poi Titon arriva prima sulla seconda palla ma non riesce a portarsela avanti sulla pressione di Lucas Diaz. Girandola di Campi continua da un lato e dall'altro. Difende e attacca la Pirossigeno, attacca e difende il Ciampino. Gabriel Pina da Petrov. Quindi Schinina, ancora Petrov. Scambiano i due. Faticuso ancora alla conclusione, para del Ferraro. Rientra in campo anche Marchio. Vuole crederci fino all'ultimo il Ciampino, che però con il power play praticamente alla fine della prima frazione non ha creato chissà quali pericoli, quindi sicuramente deve aumentare i giri del motore e anche la pericolosità. Poti verso del Ferraro, occhio perché c'è lo spazio del Ferraro, va in parallela da Marchio e c'è Casassa su di lui in anticipo. Marchio poi in ritardo, chiede giustamente scusa per questo pestone. Due a testa il computo dei falli. Non dovrebbe esserci rischio di tiri liberi in questa partita. 5 esatti da adesso. Schinina verso Petrov, quindi Joao Salla, ancora Petrov impreciso per Schinina che mantiene il pallone in campo secondo il direttore di gara. Mi permetto di non essere dello stesso avviso. Petrov verso Joao Salla, si continua a giocare. Gabriel Pina, orienta e calcio, recupera del Ferraro, poi conclusione in porta da parte di Marchio che termina sul fondo.
Non rientra neanche Casassa, rimette in gioco Schininà. Gabriel Pina, pallone in profondità proprio per lui, di testa verso Gio Salla. Ancora Schininà dentro, Poti, anticipo decisivo del 4 su Joao Salla, che avrebbe potuto fare 3-2 solo sul secondo palo. È intervenuto però lo spagnolo. Ancora Ciampino ad insistere, ancora Petrov a impostare, ancora Gabriel Pina a ricevere. Poi Lucas Diaz, Schininà dentro, chiude marchio. Petrov scambia con Lucas Diaz, quindi Gabriel Pina. Petrov da Salla, recupera Pelesigno che poi calcia, deviazione di Petrov che mantiene il possesso, che ricomincia da Gabriel Pina. 3,54 per le speranze del Ciampino, per la sofferenza e la resistenza dei rossoblù. Anticipa ancora di Poti su Gabriel Pina, poi Bruno Petri di testa, porta il pallone, non recupera il Ciampino e arriva il 4-1. Segna anche il numero 12, segna anche il bomber Bruno Petri, che probabilmente mette la pietra tombale su questo match. 4-1 a favore dei rossoblù quando siamo giunti al minuto numero 16 e 18 della ripresa. Segna Bruno Petri. E nel frattempo time out chiesto anche da Daniel Ibañez, che con il suo Ciampino deve recuperare 3 gol in 3,42 con un portiere di movimento che finora non ha portato alcun frutto sperato, se non qualche occasione sventata quasi sempre da Poti. E dunque si riprende a giocare, ancora power play per il Ciampino. Schininà, Salla, Lucas Diaz, Gabriel Pina e Faticuso. Questo è il quintetto scelto dai Ibañez per attaccare. Del Ferraro, Marchio Poti, Pelesigno e Bruno Petri a difendere invece per la Pirossigeno Cosenza. Marchio in anticipo su Lucas Diaz. Dall'imboccata di Faticuso, quindi Joao Salla verso Schininà. Scambiano i due. Dovrebbe velocizzare la manovra il Ciampino, che invece rischia sulla pressione di Pelesigno. C'è spazio libero però per Faticuso, che non sfrutta e torna indietro da Salla. Schininà per Salla. Eccolo il pallone tra le linee per Gabriel Pina, calcia Faticuso, sulla linea la caccia Marchio e poi ancora Simone Faticuso realizza il gol che rimette forse in partita il Ciampino. 4-2 ha segnato Faticuso a 2,51 al termine. Faticuso, che ha giocato poco in questo match, è entrato solo con il portiere di movimento, ma è stato uno dei più pericolosi nel complesso per il Ciampino e ha anche trovato la via della rete dopo che Marchio la prima volta gliel'aveva negata. Al secondo tentativo Faticuso ha fatto centro. Salla per Schininà, ancora Salla. Schininà. La chiusura di Bavaresco su Lucas Diaz. Quindi Schininà a ricevere, a rischiare sulla pressione fallosa di Titon e questa volta arriva il giallo. Primo del match per i rossoblù, se lo prende Titon, che dopo il gol condisce il debutto anche con un'ammonizione.
Schinnina, pallone girato per Joao Salla, ancora Schinnina, sempre Salla. Conclusione di testa Poti a mettere in corner. Schinnina verso Salla, ancora Schinnina. Pallone messo dentro da Faticuso, anzi da Palmegiani. Sfera recuperata dai rossoblù, scambiano Poti e Bavaresco. Poi pallone impreciso per Titon, troppo forte, rimessa laterale Ciampino. 1,55 alla sirena. Entra Faticuso con la maglia gialla questa volta, non più Schinnina. Palmegiani, prestato da Poti, la rimessa è della Pirossigeno. Bavaresco da Felippigno, quindi del Ferraro che si allarga per creare spazio e soprattutto per costringere il Ciampino a pressare e far passare secondi. Joao Salla adesso a battere l'out. Faticuso nuovamente per Salla. Gabriel Pina non riesce a calciare, chiuso da Titon. Faticuso se la porta fuori, poi arriva la spallata di Bruno Petri, pronta l'ammonizione per lui. Intervento forse evitabile da parte di Bruno Petri, che viene quindi ammonito. 90 secondi al termine, 3-1, anzi 4-2 il punteggio a favore dei rossoblù, che devono difendere questi 2 gol di vantaggio. Bruno Petri a terra sulla pressione di Gabriel Pina, tutto regolare. Rientra Faticuso al posto di Casassa. Titon a pressare, Gabriel Pina verso Palmegiani, chiuso ancora da Poti che esulta come avesse realizzato un gol. Palmegiani da Salla, quindi Gabriel Pina calcia, trova la deviazione di Pelesigno. Conclusione di Lucas Diaz, chiuso ancora da Del Ferraro. Occhio a Joao Salla, lo spazio per calciare, se lo prende tutto. Paratissima da parte del Ferraro, anzi no, deviazione di Faticuso. Risultati che al momento in parte sorridono ai rossoblù, con il Sala Consilina che verrà qui settimana prossima, che sta perdendo in casa contro la Sandro Abate per 3-2. Pomezia che invece vince 2-1 a Verona. Nel frattempo è rientrato Casassa, Bruno Petri per Titon, finta, Titon non riesce a calciare, poi però preferisce saggiamente mantenere il possesso e tornare da Bavaresco, che allarga per Del Ferraro. 26 secondi al termine. Bruno Petri mantiene la sfera, poi pallone ambizioso per Bavaresco, dicevo. Lo Sporting perde, il Mantova perde anche 3-2 in casa contro la Came Treviso. Del Pomezia abbiamo ben detto all'Active Network che invece sta sul punteggio di 0-0 contro la Feldieboli. Campionato che nelle zone basse, fatta eccezione per Verona e Mantova, al momento resta molto aperto, perché è vero, dopo questo match in zona playout ci sarebbero queste 2 formazioni a quota 15, a 4 punti dalla salvezza diretta, da Pomezia e Sala Consilina a quota 19, ma c'è tutto un girone di ritorno da disputare.
Nel frattempo finisce a Verona con il Pomezia che espugna la città scaligera grazie alla doppietta di Raubo. Applausi per Bruno Petri che esce dal campo con i crampi. E quindi ultima azione del match, 15 secondi. Gabriel Pina prova la conclusione, sul secondo palo non arriva Faticuso. Del Ferraro a rimettere in gioco per Bavaresco che la deve solo spizzare. La controlla e va di tacco, 6 secondi al termine. Gio Salla prova a portare il pallone in là. Ancora centralmente Salla, un secondo Faticuso dentro per Salla. Il gol è regolare, finisce 4-3. Però al palo Ferraro tra Pirossigeno Cosenza e Ciampino Futsal. Inutile il gol di Salla sulla sirena. Rossoblu che vincono questo importantissimo scontro diretto, lo fanno meritatamente e si portano, come già detto, a quota 15 insieme agli aeroportuali. Da Cristian De Nicolò è tutto, lasciamo la linea alle interviste, a tra poco.
interviste come le facciamo? Io vado a Roma. No! Io so. No, no, no. Le interviste come facciamo che c'è una tabellone? Come un mindì, facciamo senza tabellone? Dimmi tu, Gaetano, è mia. Ma si ci diventa. Che camo parlo? Ecco qua. Aspetta. Facciamo così che è meglio, io. Una cosa, un attimo. Persa avanti. Senza tabellone facciamo l'intervista, dammi il microfono. C'è questo di video calato. Due contemporaneamente ne uso. Oggi siamo morti. Siamo morti. Il vicepresidente della Pirossigeno Cosenza, Gaetano Piro, Pirossigeno Cosenza che quest'oggi ha vinto un importantissimo scontro diretto contro il Ciampino. Presidente, innanzitutto complimenti e soprattutto cosa avete di migliorato in questa squadra rispetto all'inizio del campionato? Intanto grazie, ce la siamo sudata fino alla fine, però la squadra ha avuto una buona reazione, solo che pecchiamo sempre di non chiudere la partita, la giochiamo bene tutto il tempo, però poi ci manca quel guizzo finale per chiudere definitivamente la partita. Però oggi c'è stata una buona reazione del gruppo. Ad Avellino avevamo pure fatto una bellissima partita, ma purtroppo non ci eravamo riusciti a raggiungere il pareggio. Qui invece abbiamo mantenuto sempre il pallino noi, però abbiamo sempre sofferto il ritorno dell'avversario. Comunque sono contento della reazione della squadra. I nuovi giocatori hanno, diciamo, dato la possibilità al mister di avere più rotazione dalla panchina, e quindi faccio i complimenti a tutto il gruppo. E a proposito di nuovi giocatori, gol di Pelesigno primo con la maglia rossoblù, gol al debutto pure per Titon. Cosa si aspetta da questi nuovi acquisti? Beh, guarda, io ho seguito gli allenamenti e ho visto che ci stanno mettendo molta grinta e molta determinazione. Fra l'altro sono riusciti a fare in breve tempo un buon gruppo, quindi sono contento del loro arrivo perché avevamo bisogno di una mano.
15 punti in 15 partite per la Pirossigeno Cosenza, che da matricola adesso vuole la salvezza e vuole soprattutto la vittoria nel prossimo match, sempre qui contro lo Sporting Sala Consilina, che non è lontano in classifica. Allora, questa piazza, il Cosenza ha bisogno del suo pubblico, e qui nelle porte amiche dobbiamo, ecco, vantare questo vantaggio del sesto uomo, che è il pubblico. E noi ce la metteremo tutta, e ovviamente ogni partita da adesso in poi sarà fino all'ultimo sangue, quindi cercheremo la vittoria a tutti i costi. Grazie Presidente, complimenti, in bocca al lupo. Da Cristian De Nicolò è tutto, linea alla regia.